Venzone, il borgo più bello d'Italia 2017, tra i promotori della raccolta fondi a favore di Sappada, colpita a fine ottobre scorso dalla violenza del maltempo. Cerimonia nella giornata di ieri all'interno del Palazzo Comunale, alla presenza del commissario straordinario alla reggenza comunale, Daniele Damele, dell'assessore regionale Barbara Zilli, del pluricampione di fondo Silvio Fauner e del primo cittadino sappadino Manuel Piller-Hofer. A quest'ultimo abbiamo chiesto il valore dell'evento. Sicuramente Venzone nella ricostruzione del terremoto è stato un esempio per tutta l'Italia, direi. Sì, Sappada riparte dopo questo evento calamitoso che ci ha abbastanza segnato, soprattutto sulla gestione dell'emergenza del bosco. Una bellissima giornata di solidarietà, ringrazio tutta la comunità di Venzone per aver aderito a questa iniziativa che rientra nell'evento scelto dai borghi più belli d'Italia del Friuli Venezia Giulia, quindi tutti i borghi che rappresentano bellezza, che si sono uniti per dare un supporto a Sappada in questa ricostruzione. Turismo, cultura, insomma è un fattore che si lega, no? Sì, sicuramente è un fattore che si lega, i borghi rappresentano anche questo, vogliono appunto collaborare per evidenziare quelle località e quegli angoli un po' più nascosti legati a un turismo d'eccellenza e quindi portare queste bellezze al pubblico italiano ma anche estero. Sappada 2019, Sappada Friuli, Sappada, cosa dobbiamo aggiungere? Niente, diciamo che in questo momento Sappada sta attraversando questa fase di assestamento, ovviamente perché ci stiamo riorganizzando con tutte le pratiche amministrative e burocratiche, evidenziamo grandissima collaborazione da parte veramente di tutti, anche in questo caso dell'emergenza abbiamo visto grandissima solidarietà, quindi tutti ci stanno supportando e quindi sicuramente ci sentiamo benvenuti e speriamo appunto di portare un valore aggiunto anche noi al Friuli Venezia Giulia. Silvio Fauner, sappadino doc, pronto allo scatto vincente come a Lillehammer 94. Sì, un altro passo avanti, ma è un passo direi dovuto. Io sono nato a Sappada, sono cresciuto a Sappada, vivo attualmente a Sappada, quindi mi sembra logico, doveroso partecipare a queste iniziative dove altre comunità sostengono un paese che purtroppo ha avuto, come altri della Carnia, hanno avuto queste problematiche durante la parte autunnale della stagione, però quindi come ho detto è un altro passo avanti, un passo dovuto, perché in noi c'è quell'appartenenza a una località che deve essere sempre vista, deve essere sempre portata avanti e soprattutto deve essere sempre trasmessa a quelli più giovani. Ecco, a volte si dice la gente di montagna, ma la gente di montagna ha quel DNA particolare che fa sì che subito si inizia, no? Sì, io direi che è gente di montagna forse perché geneticamente è stata abituata a vivere in maniera differente da altre persone, quindi passare parte dell'inverno magari isolati e doversi arrangiare da soli, questo ha sicuramente insegnato a doversi, tra virgolette, arrangiare da soli, quindi credo che sotto certi aspetti la gente di montagna, seppur chiusa, seppur abituata a vivere nel suo piccolo, però abbia da insegnare molto a tantissime persone. Assessore Zilli, quest'oggi ricordare quello che è successo, ma soprattutto dare un messaggio chiaro che qui si va sempre avanti. Sì, questo messaggio molto chiaro parte da una cittadina come Venzone che ha saputo rialzarsi dal grave sisma del 76, dando un esempio a tutto il mondo di come si può ripartire, ricostruire e diventare anche un borgo così perfetto nella ricostruzione architettonica, tanto da essere una perla turistica non soltanto per la regione ma per tutta l'Italia, che quindi è invidiata ovunque. E quindi Venzone oggi si candida davvero ad essere colei che dà la sua mano a un comune del nostro territorio friulano, finalmente come Sappada, che ha subito questo grave danno e che assieme a questa amicizia, a questa fratellanza tra le due comunità testimoniata dalle amministrazioni comunali può creare per il futuro delle relazioni migliori in termini di scambio turistico e perché no anche culturale.